No, I'm not a writer. Ah, sono già in onda. Buono sta roba, mi prende così un po' impreparato. No, comunque, quello che volevo dire è che vedi lo screenshot che ti ho fatto. Ara che capolavori, ara che calligrafia. Vedi, quando apri un video, lì c'è l'icona con la rotellina, tu devi cliccare quella e mettere come risoluzione 1080p, così vedi i video molto più dettagliati. Ottimo per andare a buttare via i cosi, le immondizie buttate prima. E percorrere così come l'altro, no? Sì, no, forse no. Viaggia bene, viaggia molto bene e si impenna facilmente, perché io metto il piede là, dovrei metterlo qua dovrei metterlo, ma non mi viene cazzo a metterlo lì. Vediamo, ecco, già meglio. Svoli ma meno. Ciao Bitation, vai dentro. Vara. Di che non è figo, vara. Wow. Senti come batte la pietra lì. No, basta, è già finito. È stata una buttata via. Mamma mia, è arrivato un tuono, aveva fatto saltare tutte le luci. Che scaga che ho preso. Porca puttana, sono cagato addosso. Proprio un mega tuono, incredibile. Adesso non c'è più. Sto ancora a tachicardia, cazzo. Cioè, non perché ho paura, ma proprio è arrivata la botta di colpo. Ah, che arietta, che figata pazzesca. Una roba indescrivibile, porca troia. Mi fa che vinto gli alberi. Aspetta che chiudo. Aspetta che mi pinza questo, ecco là. Bene, ora che sta iniziando a piegare gli alberi. Che non mi pinza via la finestra. Buono cacchio. Sta ancora venendo giù alla grande, che roba, mi lava il camper. Perfetto, porca di quella troia. Eccellente. Cazzo, stavo montando 2 video ma non si capisce niente. No, adesso ha smesso, guarda che è forte, accendo la GoPro e va giù, spengo la GoPro e sul disaster. Che roba, guarda, che stronzo, guarda che roba, adesso è tranquillo. Invece no, prima c'era il disastro, il male, il degheio, l'aberrazione, l'eccesso, il tutto. Allora, oggi volevo fare un esperimento. Che cazzo mi tocca urlare con sta pioggia qua, non si sente una zippa. Allora, oggi today io volevo fare più o meno. Ho preso questi straccetti di soia grigliati, perché ogni tanto mangio anch'io la carne, e volevo farli, non so se è una roba strana o normale, con i pomodorini, con un po' di olio e origano quello figo, no? Quello là in barattolino, origano. E forse è una cazzata che sto facendo, però insomma mi piace provare il farro, cioè assieme a questi tagliati ovviamente impicciottati come ho detto, col farro. Non so neanche se ho mai mangiato il farro. Boh, adesso proviamo. No, allora più o meno faccio una roba così, poi ci cazzo un filo di olietto dell'oliva, posso anche abbondare, tanto sono magro come una cosa magra, e dopo l'origano, quello che fracca, no, l'origano, una bella fracca di origano, organizziamo alla che bello, mamma che bello, vai, senti che profumo, mamma mia, la senti la differenza tra questo e quello là confezionato nelle boccette, mamma mia. Bene, e vai, capolavoro dell'arte culinaria, cucinati, tac. Ciao cagnazzo, pericoloso, quanto tempo, ciao bel cane, ciao bel cane, ciao, dove vai? Dove vuoi? Sei già andato su perché vuoi andare via.
Ma adesso andiamo, dove sei Sconta? Sei già nella postazione di comando. Mannaggia. Ciao Italia, ciao. Cani. Oh, diciamo dove andiamo? No, niente di particolare. Perché domani abbiamo la cena dei zingari, no? E allora, secondo me adesso è già pomeriggio, no? Perché mi sono fermato a far vedere il drone allo zio, no? E tutto quanto. Sono le dal mio nuovissimo telefono 1456. Vedete che ho preso il telefono nuovo. Ho preso il telefono nuovo, no? Portato nella casa qua, sì, nel camper, e l'altro si è incazzato, l'altro telefono, è morto, cioè mezz'ora è morto proprio. Vabbè. E stiamo andando, Amy, di lì, no, forse tu ancora non lo sai neanche te, allora ti dico anche a te, Amy, stiamo andando ai laghetti, quelli belli, noi siamo andati l'altra volta, perché facciamo svolazzare il drone là, no? Adesso la batteria è sotto carica. E secondo me dovrebbe venire bello il video sopra l'acqua, adesso vediamo, no? Sto ancora sperimentando, provando. Allora l'altro giorno l'ho sbloccato, no? Via software, e cosa succede? Adesso non ha più limite. Cosa succede? Adesso non ha più limite dei 120 metri di altezza, ma tira 2 km e la velocità 90 all'ora. È che ha una ripresa che dà paura, accidenti. E allora adesso la velocità gliel'ho rimessa normale. E insomma dai, sto ancora prendendo la mano, dai. Quindi andiamo un po' a imparare nel lago, sperando non vada dentro. No, non dovrei. Cosa fai tu, biondazza? Biondazza? Guarda che abbiamo qua, hai visto che è passato a trovarci. Adesso ci facciamo anche la foto senza di tu. Aspetta, ma meglio, io ti conosco. Io ti conosco. Dovremmo esserci, amici. No, abbiamo sbagliato strada. Ma forse non è quello. No, era al lago. Che bene. Bene, noi siamo... No, quella era l'entrata. No, non era quella l'entrata. Bene. Noi siamo arrivati all'albergo. Adesso devo trovare l'entrata dell'albergo. No, non è questa. Eccola, è questa. No, non è neanche questa. Cazzo, l'abbiamo passata, ma invece era quella, vaffanculo. Vabbè, ci giriamo qua. Perché quando ho macchine dietro che mi mettono pressa è così. Salto tutte le cose dopo, no? Vabbè, dai, adesso qua ci giriamo. Giriamo l'abitazione e portiamo l'abitazione nell'albergo. Cioè, è strano dirlo così, no? Però è vero. Allora, godetevi la mia bellissima freccia a LED. Eccola. Bravo. Tac. Tac. Fa così. Metti in bocca la cicla. Retro. Gira tutto. Non ho servo sterzo, Eccola. E se arriva qualcuno lo pinciamo, Invece no, non è arrivato nessuno. Via. Pane! Divieto di camper in tutta l'area comunale, che buono, cioè, hai visto, ci hanno visto noi e hanno messo il cartello di no, aspetta, no, vabbè che è un canale VM18, però non posso esprimere completamente la mia opinione in merito, quindi per cui stendo un velo pietoso e vado dentro di qua come l'altra volta. Qua ci passo, mi ero detto a me stesso che ci passavo magari prima senza pinciargli niente, ma soprattutto senza pinciare il mio camper, ragazzi. Eccola, stanno anche pescando perché ci sono macchine. Vabbè. Mi manca un po' la signora del io non capisce, che era là nell'angolino, che stava lì a non capire. Ah, guarda che c'è anche il camper bar. Ah, ma è chiuso, peccato. Vai, spazzera off-road, ci vuole la... oh, bello. È il mio sogno represso, la Peg Perego che non mi hanno comprato da piccolo, hai capito? E allora adesso prendo tutte le spazzere col camper. Spazzere sono le pozzanghere. E anche oggi un termine nuovo. Quelli con la tenda addirittura con tenda. E noi ci mettiamo qua vista laghi. Abbiamo il lago davanti per quando ci svegliamo, ok cane? E il lago a destra. Ok, se piove, no vabbè, ci smerdiamo mica. Molto bene, sta per piovere ma molto bene lo stesso. Andiamo a fare un giro cane pericoloso, dai. Così cogliamo l'occasione per provare il nuovo bastone selfoso che l'altro si era rotto, sì, hai ragione. Ci vuole l'adattatore perché potevano metterlo dentro, brutti pizzoccheri. Ma io ce l'ho, mai paura, vedi?
è rimasto quello di quello vecchio, quindi sì cane, lo so, adesso andiamo, sto finendo di preparare le cose perché sai che qua sì, per vedere la GoPro come riprende, dove riprende. Tempo che noi ci prendiamo lo stabilizzatore. Mi stai ancora schiacciando il tastino? Ah sì, cazzo, era in reset continuo, povero anima. E qua ci cassiamo la GoPro. Guarda che diavolerie informatiche che... più che altro qua vedi come stai riprendendo, dove stai riprendendo, hai capito? A proposito, aspetta, prima fermo, dove abitiamo oggi? Allora, evito la scenetta, quella di attaccare la GoPro, se no è tutto un cambiare adattatore di continuo. Occhio. Acca! Molto bello. Guarda che bello, un po' frufru questo home qua, però è bello. Sì, ottimo posto per passare la notte. Andiamo Cagnazzo! Oh! Guarda che bella casina, andiamo a fare una girata, Ec. Inizia anche a piovere, guarda. Sì, vabbè, fate una pisciata veloce. Ecco lì in tenda, cazzo, potevo montare la tenda anch'io. Sì, inizia a piovere bene. Vabbè, Ane, dove ho l'abitazione? Andiamo niente. Fatti una pisciatina, brava, fai pisciatina. Adesso piove, andiamo dentro. Cazzo, che peccato. Vabbè, comunque niente drone oggi, casomai domani. Cioè, guarda come sta scendendo sotto la cascata, guarda che roba! Assurdo! Figata, bello, molto bello. C'è anche un po' di grandinella, vabbè dai, è piccolina, non succede niente. Invece non riesco più a copiare la GoPro al telefono, è assurdo, a mezz'ora vado avanti. So che non te ne frega un cazzo, però bello. Vabbè, cane niente picnic, mi sa di no. Cazzo. No, è il telefono. Ho provato a disinstallare l'app, adesso la reinstallo, perché vedi, cioè qua ti vedi, no? Ma è il telefono che mi serve a me, perché è quello che metto poi nel bastone. Tipo adesso vedi, la testa è troppo attaccata al bordo, io vedendo posso, ecco no, non dal telefono ma da qua, vedi, ecco, tipo per avviare una ripresa l'avvierei così, no? Hai capito? In più puoi regolare la luminosità e tutto quanto, cazzo, figata. Così va bene, figata. Oh, insomma, prima c'eri due tu, doppio, cioè vabbè, tagliando corto, c'è due ragazzi col Panda, numero 1, che mi hanno suonato, alla fine no, si sono girati, mi hanno corso dietro e ci siamo trovati, li volevamo conoscermi, no? E mi ha chiesto la foto, abbiamo fatto la foto, ovviamente gli ho offerto il caffè, ho conosciuto cane pericoloso, gli ho fatto vedere il camper, è bella sta roba, strana, è già l'ottavo, no? Non fa anche incontro, è strano, molto strano. Gli è andata male che non avevo la mocca da 1, avevo solo quella da 2, quindi i caffè sono venuti corti, però insomma, che vita strana, molto strana. Mi piacciono le robe strane.